Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio, abbiamo iniziato un po' prima perché alle 12 ci collegheremo. Alle 12 inizierà la conferenza, noi ci collegheremo molto prima con Palazzo Balbi a Venezia, sede della Regione Veneto, sede del governo regionale del Veneto, dove è in programma una conferenza stampa del governatore Luca Zaia, temi sicuramente di giornata, di solito il martedì è giorno di giunta, quindi decisioni importanti in arrivo. Noi ci saremo con le nostre telecamere, i nostri microfoni, i nostri giornalisti per seguire integralmente questa conferenza stampa. Non c'è solo la conferenza stampa di Zaia in giornata, sappiamo che insomma, ieri sono cominciate le scuole, abbiamo seguito decisamente in modo approfondito l'apertura delle scuole in tutta la regione, poi vedremo un po' di servizi su come è andata la prima giornata scolastica, però c'è anche tanta cronaca in Veneto. Ieri ad esempio si è svolto il funerale a Fumane di Chiara Ugolini, la ragazza uccisa la settimana precedente dal vicino di casa che ora è in carcere, e siamo andati a vedere. Il feretro con il corpo di Chiara Ugolini arriva davanti alla chiesa parrocchiale della piccola comunità di Fumane in una giornata calda e muta. Fumane si è fermata, oggi è lutto cittadino, serrande abbassate ed un silenzio lungo e profondo accoglie l'ingresso della bara in chiesa. Ad attendere Chiara per l'ultimo viaggio la mamma, il papà, il fratello e il fidanzato Daniel, visibilmente provati dal dolore. La famiglia intera, ma anche le amiche della squadra di pallavolo in cui Chiara giocava e allenava, tutti gli assessori dei servizi sociali dei 37 comuni del distretto ovest veronese, in fila con in mano il fiore simbolo della lotta contro la violenza alle donne. Poi diversi primi cittadini e centinaia di persone comuni stipate attorno alla chiesa ad assistere alla celebrazione grazie al maxi schermo allestito sul sagrato. Sulle terrazze, sui balconi i messaggi Chiara per sempre e lo striscione sul portone ciao Chiara. Chiediamo l'aiuto di Dio per affrontare questa tragedia con dignità, ha detto il vescovo Giuseppe Zenti, attorniato dai sacerdoti con il parroco Don Emanuele, che non ha mancato di condannare fermamente l'assassinio di Chiara. Ma qualunque sia l'esito del processo, una cosa è certa: Chiara è morta per aggressione vile e diabolica, assurda, inumana, mentre sognava un futuro in grande. Chiara è morta martire della violenza malvagia e della sopraffazione dell'uomo sulla donna, ha detto il vescovo. Inedita barbarie ritenuta manifestazione di libertà, la cultura di sopraffazione del più forte. Fermiamo questa strage. È diventato un bollettino di guerra. È un bollettino di guerra che riteniamo debba esaurirsi in una decisa determinazione dell'intera società a porre fine a questa ignobile e inumana mattanza di donne. Seguono una serie di preghiere anche per affidare a Dio il dolore della famiglia di Chiara e poi il ricordo commosso ed appassionato delle amiche. No, non ti possiamo sostituire, ma possiamo provare a farti vivere e rivivere in parte in noi. Ciao Ugo, la tua squadra. E quello del papà. Il giorno che sei nata avevo giurato che ti avrei sempre protetto, per la vita, da tutto e da tutti. Scusami tesoro mio, ma la cattiveria umana è stata più forte. Queste notizie di cronaca si susseguono in Veneto ormai da troppo tempo. Ricordiamo che domani sera si svolgerà invece a Noventa Vicentina, almeno dovrebbe arrivare l'ufficialità, una fiaccolata in ricordo della donna uccisa solo qualche giorno fa fuori dal luogo di lavoro dall'ex marito con 4 colpi di pistola, e quello che ha detto
il vescovo nell'omelia, è diventato un bollettino di guerra, è davvero anche molto molto difficile, molto complicato da raccontare, da dare sempre come notizie. Noi ci proviamo, ma è una situazione davvero difficile da raccontare. Andiamo avanti con la nostra cronaca, con la nostra informazione, in attesa di poterci collegare con il Palazzo Balbi a Venezia. È stato trovato senza vita l'escursionista scomparso ormai più di 2 settimane fa in Val di Zoldo. È arrivata ieri la conferma anche dalla moglie. Si sta cercando di capire come sia arrivato in quel punto. Hanno trovato Federico, ce la faremo in qualche modo, anche grazie a voi. Lo scrive in una story sul proprio profilo Instagram Elena Pancera, moglie di Federico Lugato, l'escursionista trovato morto oggi dopo 18 giorni in Val Zoldana, un dramma che ha mobilitato un intero comprensorio. Il ritrovamento verso mezzogiorno nella zona in cui si erano concentrate le ricerche nel gruppo del San Sebastiano. Sono stati i cani molecolari a fiutare le tracce che hanno portato tra Pian delle Mandre e il Colle de Michiel. L'hanno trovato vicino fondamentalmente a dove lui aveva indicato di andare, quindi tra la biforcazione di 2 sentieri, peraltro nemmeno troppo lontano, probabilmente le ricerche infruttuose, anche perché di fatto pare che sia stato trovato sotto un mugo. Noi lo chiamiamo barance, è un pino, un mugo che praticamente copre completamente ciò che ha sotto, quindi in superfici molto ampie. Per trovare la persona bisogna proprio cascarci sopra. Fin da subito erano stati mobilitati una 70 di operatori tra soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco, protezione civile, più altri volontari privati, compresi amici e conoscenti, che hanno risposto agli appelli social della moglie Elena, convinta in un primo momento che Federico fosse vivo in attesa di essere trovato. Una settimana fa le ricerche erano state sospese, restavano in loco alcuni operatori professionali e proprio nelle scorse ore era previsto un nuovo vertice in prefettura Belluno per fare il punto della situazione. Sarà con ogni probabilità un'autopsia a chiarire come e da quanto tempo Federico avesse perso la vita. Alla moglie Elena l'abbraccio della Valle di Zoldo. Credo che per lei perlomeno ora ci sia un punto fermo dal quale poter in qualche modo ripartire. L'incertezza del proprio marito, insomma, che non si trova, credo che sia frustrante, dolorosa. La Valle è sotto shock, naturalmente questo è un epilogo tragico che un po' si poteva anche immaginare, però quando te lo dicono, insomma, lascia tutti sgomenti. E riguarda invece Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che 8 anni fa sparò a un ladro che gli stava rubando l'auto dal garage. La notizia che stiamo per darvi, perché la Corte di Cassazione ha respinto i suoi ricorsi alle precedenti sentenze, è stato già portato in carcere. Ecco il servizio. Walter Onichini è già in carcere. Alle 14:30 lo avevamo contattato per commentare la sentenza, ma la moglie ci ha risposto al telefono con un filo di voce mentre i carabinieri lo stavano portando via. Il macellaio di Legnaro ha ricevuto la condanna definitiva per tentato omicidio a 4 anni e 11 mesi di carcere. La Cassazione ha rigettato il suo ricorso alle sentenze di primo e secondo grado. Onichini dovrà anche risarcire con 25.000 euro Elson Dreca, il trentenne albanese che il 22 luglio 2013, nel tentativo di rubare l'auto di Onichini dal garage, scoperto, venne gravemente ferito a un fianco da un colpo di fucile sparato dal proprietario. Nessun commento per ora dal legale del negoziante, l'avvocato Ernesto De Toni. Egli, insieme a Onichini, sperava che la riforma della legge sulla legittima difesa potesse ribaltare la sentenza di primo grado. Il procuratore generale nell'aprile 2019 aveva chiesto che il reato venisse derubricato in eccesso colposo di legittima difesa. Dopo il colpo di fucile con cui ferì il ladro al fianco, Onichini caricò l'uomo in auto per poi abbandonarlo in un campo. Durante i processi, l'avvocato difensore ha sostenuto che Ndreka lo aveva minacciato con un coltello alla gola e per questo il macellaio lo scaricò giù dalla macchina.
Andiamo a vedere invece un incendio in un vivaio, siamo a San Giorgio in Bosco, sono terminate questa notte alle 2:30 le operazioni di spegnimento di un enorme cumulo di ramaglie che ha preso fuoco all'interno di un vivaio di Bosco Valsugana a San Giorgio in Bosco. L'incendio era divampato in serata e i vigili del fuoco sono intervenuti con un'autobotte e una squadra di 7 uomini che hanno lavorato fino alle 2:30 appunto per bonificare l'area. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei pompieri. E arriva invece dal Pordenonese quest'altra notizia, perché dalle prime ore di questa mattina, è un'ANSA appena arrivata, quindi saremo poi più precisi e chiari nel corso della nostra informazione, gli agenti della questura di Pordenone stanno eseguendo 3 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone fra Friuli, Venezia Giulia e Veneto ritenute responsabili di una rapina in villa compiuta a Pordenone la sera dell'8 febbraio ai danni di un'anziana imprenditrice noti nella zona con il marito. Le operazioni sono state condotte dalla squadra mobile di Pordenone in collaborazione con le squadre mobili di Venezia, Rovigo e Treviso. Sono stati portati in carcere un 78enne residente ad Adria, pregiudicato per rapina in villa, è già noto alle forze dell'ordine per questo genere di reati, che ha ritenuto l'organizzatore della rapina su commissione. In concorso un uomo di 50 anni detiene, residente però a Cordenons nel Pordenonese, operatore del settore edile, e agli arresti domiciliari invece un 37enne di Pordenone ritenuto uno degli esecutori della rapina. La vicenda era balzata agli onori della cronaca per la violenza che era stata portata ai danni della donna, brutalmente imbavagliata, legata ai polsi con nastro adesivo e infine chiusa in bagno. Nella nostra informazione, quindi entro poi i nostri TG di questa sera, sicuramente ne sapremo di più. Allora, vediamo che non abbiamo ancora informazioni dalla sede del governo regionale Palazzo Balbi, dove i nostri giornalisti stanno aspettando di poter parlare con Luca Zaia, quindi vediamo anche una raffica di furti nel Vicentino. Raffica di furti in appartamento nel giro di poche ore tra Est Vicentino e area Berica, tra cui un colpo da 50.000 euro in una casa a Montegalda. È stato il proprietario a denunciare il furto ai carabinieri una volta rientrato a casa. I ladri si sarebbero introdotti dalla finestra, rovistando in camera da letto e portando via monili non assicurati per un valore di 50.000 euro. Ma altri 2 sono gli episodi denunciati, entrambi a Campiglia dei Berici. Il primo avvenuto nella serata dell'11 settembre. A chiamare i militari dell'Arma la proprietaria, che non era nella casa di via Brandizzi al momento dell'incursione dei ladri e che al rientro ha fatto l'amara scoperta. Le erano stati rubati 800 euro e vari monili in oro dal valore ancora non quantificato. Stessa cosa poco lontano, i ladri in azione in una casa di via Marconi hanno portato via oggetti in oro dal valore stimato di circa 5.000 euro. Sebbene Vicentino coltivava marijuana in un casolare abbandonato, un 23enne è stato denunciato. Una piccola coltivazione di marijuana è quanto i carabinieri di Campiglia dei Berici hanno trovato mentre erano in corso le ricerche di Pierangelo Pellizzari, presunto omicida della 30enne Rita Menze. Si trovavano in un casolare abbandonato in località Quargente quando hanno trovato un giovane che coltivava 5 piante di marijuana. Il 23enne è stato denunciato per coltivazione a fini di spaccio. Mettiamo da parte per qualche minuto la cronaca, parliamo invece di cronaca istituzionale, perché oggi si riunisce il Consiglio regionale del Veneto. Siamo a Venezia, dall'altra parte del Canal Grande. Dalle 14 di oggi ci saranno le risposte alle interrogazioni e interpellanze. L'Assemblea regionale riprenderà la discussione sospesa martedì scorso sul progetto di legge numero 50, che è relativo alle disposizioni di adeguamento sugli ordinamenti 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti e ambiente. L'ordine del giorno prevede poi il progetto di legge sulla modifica della legge regionale del 29 dicembre 2017 e si parlerà di legge di stabilità regionale, la modifica della disciplina coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali. Successivamente l'Aula sarà chiamata ad affrontare il dibattito e il voto su una trentina di mozioni
già calendarizzate. La seduta verrà in forma mista, quindi un po' a casa, un po' in aula, per assicurare il distanziamento fisico previsto dalle normative anti-Covid, come disposto dall'ufficio di presidenza nelle deliberazioni appunto del marzo scorso. Potranno accedere a Palazzo consiglieri dipendenti muniti di Green Pass o in alternativa con tampone anti-Covid negativo. Questo è abbastanza importante perché c'è una discussione in corso sulle modalità di accesso ai consigli comunali, alle commissioni, e qui in Consiglio regionale si è decisa l'obbligatorietà del Green Pass o al massimo con il tampone negativo, che poi equivale di solito a Green Pass quando si è negativi, o al test molecolare effettuato entro le 48 ore precedenti. Allora, chiudiamo anche questa parte, poi sentiremo se dal Consiglio regionale arriveranno novità importanti sulle materie che si va a legiferare. Noi siamo pronti per dare la linea a Palazzo Balbi, dove c'è il nostro Filippo Fois che già ci aspetta per raccontarci che cosa succederà oggi, di cosa si parlerà. Luca Zaia non è ancora arrivato, arriverà fra pochi istanti. Io chiedo alla regia quando possiamo dare la linea a Filippo Fois per... Siamo a Venezia, naturalmente, sul Canal Grande, nella sede della Giunta regionale del Veneto e naturalmente anche della Presidenza della Regione. È una stanza che sicuramente è familiare ai nostri telespettatori, perché è quella in cui abitualmente si tengono gli incontri del Presidente Zaia con la stampa. Ultimamente, naturalmente da un paio d'anni, il secondo luogo dopo quello della Protezione Civile a Marghera, ma insomma qui siamo proprio nel luogo deputato e anche la sede nella quale si svolgono le riunioni di giunta. Siamo in attesa appunto del Presidente che abbiamo visto passare. Tra l'altro vi anticipo anche che abbiamo visto sia l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin che l'assessore al turismo Federico Caner. A dire il vero abbiamo visto passare anche una squadra di calcio. Sapete che qualche settimana fa erano state premiate le 3 squadre di calcio a 5 del Veneto che sono per la prima volta nella storia di questa disciplina, si trovano tutte contemporaneamente in Serie A, però naturalmente poi i temi sono probabilmente quelli con cui il Presidente inaugurerà questo incontro, sono altri. Voi sapete che innanzitutto c'è il tema del terzo vaccino, in cui il Veneto inizierà il terzo vaccino entro la settimana. Buongiorno Presidente, è appena arrivato anche il Presidente. Saluto. Presidente, siamo in diretta. Buongiorno. L'aspettiamo allora tra poco. Sì, oggi abbiamo anche un sacco di belle notizie, terza dose, e quindi siamo pronti. Fra l'altro mi sa che ci sarà anche una novità la prossima settimana sulla terza dose, e abbiamo anche ovviamente tutto quello che è la pianificazione poi rispetto alle categorie vaccinali. La vaccinazione sta andando avanti bene, e poi l'autonomia. Ringrazio sempre per come avete seguito e state seguendo l'autonomia. Grazie. Avete novità anche sull'autonomia? Beh, oggi no, non posso anticiparvelo, però stiamo andando avanti in quello che è la redazione di un documento che poi diventerà, io spero, il famoso contratto, no? Perché la Costituzione dice che si dovrà firmare un'intesa tra il governo e la regione, la singola regione, quindi stiamo lavorando su questo fronte. Rimarremo a seguire. Arrivederci. Dunque, avete visto il Presidente Zaia è arrivato adesso, ha raggiunto l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, che si trova nella sala della segreteria del Presidente, per cui tra poco cominceremo, e in effetti, come ci ha confermato anche Zaia, il tema principale è quello della terza dose di vaccino. Si tratta di un progetto che inizierà prestissimo, già probabilmente dalla prossima settimana. È stato già stilato l'ordine delle categorie che dovranno essere vaccinate per prime. Naturalmente ci sono le categorie fragili, quelle sono in prima linea. Si tratta dei malati oncologici, si tratta dei trapiantati, si tratta degli immunocompromessi. Quindi questi saranno i primi a ricevere il vaccino, un vaccino che potrà essere effettuato, è la cosiddetta vaccinazione eterologa, vale
a dire non importa, o meglio dipende, ma insomma può essere praticato un vaccino anche diverso rispetto a quello che era stato praticato per le prime 2 dosi, quindi come sapete spesso molte persone sono state vaccinate con AstraZeneca, ultimamente quasi tutti i vaccini che si stanno praticando in Veneto sono con Pfizer, per cui si potrà vaccinare anche con Pfizer la terza dose. Poi come si procederà? Si procederà come abbiamo imparato, è accaduto anche per la prima campagna vaccinale anti-Covid. Prima ci saranno, oltre ai soggetti deboli, le classi d'età, quelle che appunto per motivi proprio anagrafici potrebbero essere più esposte al contagio da coronavirus. C'è poi un altro tema che riguarda il Covid, che invece è connesso con l'inizio dell'anno scolastico. Sapete che la scuola ha ripreso in presenza, ieri è stato lo squillo della prima campanella per tanti alunni, tutti gli alunni del Veneto. Ci sono delle scuole cosiddette sentinella, vale a dire delle scuole che sono state scelte perché rispondono a determinate caratteristiche che ne fanno un punto di osservazione privilegiato per certi versi su quello che è l'evoluzione del contagio in Veneto. Ebbene, queste scuole sentinella saranno tenute sotto uno stretto monitoraggio anche attraverso la praticazione di test salivari. Per esempio a Venezia, ve lo dico visto che siamo qua, ci sono 2 scuole piuttosto grosse, una spinea e un istituto superiore che comprende diversi licei a Milano, dove l'azienda sanitaria Ulstra e Serenissima ha già presentato ieri un'unità mobile che si sposterà periodicamente di fronte a questi istituti per poter quindi praticare questi test anti-Covid. Per il resto, naturalmente per la scuola rimangono aperte tutte quelle precauzioni che avevamo già visto nell'anno scolastico in cui si era tornati per un breve periodo in presenza. Il primo giorno si è svolto veramente senza intoppi, per cui insomma diciamo che le cose stanno andando, almeno incrociando le dita, nel verso che ci si aspettava. Poi c'è anche un'altra questione che è veramente scoppiata qualche ora fa e riguarda invece un vino che viene prodotto in Croazia, che si chiama Prosek, vale a dire un nome che è veramente molto simile a quello che conosciamo tutti, il Prosecco, che è un'eccellenza della nostra regione, che viene prodotto tra l'altro in un territorio che è stato dichiarato recentemente patrimonio dell'UNESCO. Naturalmente non ha fatto molto piacere qui in Veneto che da parte dei produttori del Prosecco venisse chiesta una tutela del marchio, perché ovviamente il nome è molto simile a un altro prodotto che è quello nostro, che è quello di cui la Regione Veneto reclama giustamente la paternità, per cui io credo che forse anche su questo tema avremo delle novità o comunque delle prese di posizione da parte della Regione quando tra pochi istanti il Presidente Zaia prenderà la parola. Adesso avete visto che si sono anche posizionati, e io prima vi avevo anticipato che avevamo visto entrando qui a Palazzo Balbi dei giocatori, io dico impropriamente di calcio, ma credo che sia una variante a 5 che purtroppo mi sfugge, perdonerete la mia scarsa conoscenza sportiva in questo caso. Abbiamo visto anche uno scudetto cucito sulle maglie, per cui probabilmente ci sarà da celebrare qualche altro bel successo sportivo del Veneto anche in questa circostanza. Avevamo visto anche l'assessore Caner, che però in questo momento probabilmente ha raggiunto Zaia, perché tra poco siamo veramente agli sgoccioli e stiamo per cominciare il collegamento. Stavamo parlando appunto della polemica che adesso si è accesa per la richiesta di tutela del marchio Prosek da parte della Croazia, e questo probabilmente potrebbe essere un altro tema caldo di questo, assieme poi naturalmente a quel processo verso l'autonomia che il Presidente Zaia poco fa l'abbiamo intercettato in diretta mentre raggiungeva gli altri assessori poco prima di venire qui per il punto stampa, un processo che si era
obbligatoriamente fermato a causa della pandemia, per cui insomma per circa due anni il Covid ha preso il sopravvento su qualsiasi attività non solo della Regione Veneto ma anche del governo italiano, così come è accaduto sostanzialmente in tutto il mondo, bloccando un processo che stava finalmente arrivando, almeno per quello che era anche l'opinione di diversi osservatori, stava finalmente arrivando a un punto di svolta. Oggi ci sono ancora dei problemi legati alla pandemia, dei problemi sanitari, ci sono i problemi economici che l'arrivo del coronavirus ha provocato nella nostra regione e nel nostro paese, per cui i temi non mancano, ma c'è naturalmente anche lo spazio per potersi occupare di questa importantissima riforma amministrativa che oramai sono passati anni da quando si è celebrato il referendum col quale in larghissima maggioranza i veneti hanno espresso la loro opinione, quindi una contrattazione tra lo Stato e la Regione Veneto che porti al passaggio di più di 20 competenze dal governo centrale al governo regionale. Si tratta di una possibilità che è prevista dalla nostra Costituzione, che però non era mai stata, a parte le regioni a statuto speciale, chiesta da una regione a statuto ordinario. Diciamo, il Veneto è stato un po' l'apripista assieme alla Lombardia e anche all'Emilia Romagna, dove però non si era celebrato il referendum in questo campo, essendo una prima volta. Naturalmente si sono incontrate anche parecchie resistenze, era un percorso ed è un percorso che fino ad oggi non aveva compiuto nessuno e che per cui probabilmente ha incontrato non solo delle resistenze ma anche degli inceppi di ordine burocratico, trattandosi di qualche cosa che era totalmente inedita, che però, come vi abbiamo raccontato anche nel corso delle nostre trasmissioni e nel corso dei nostri telegiornali, seppur faticosamente era riuscito ed è riuscito oramai ad arrivare vicino a un punto di svolta. Lo stesso Presidente Zaia aveva sottolineato, e questo è un punto veramente da sottolineare, come il dibattito sull'autonomia prima non fosse sicuramente una delle prime voci nei dibattiti della politica nazionale italiana. Ebbene, da circa un paio d'anni, da quando si è celebrato il referendum in Veneto, è diventata una delle prime voci e lo testimoniano non solo l'attività del governo in questo senso, ma anche le reazioni che a catena, partendo da Veneto e Lombardia, poi hanno iniziato a coinvolgere anche tutte le altre regioni italiane, arrivando fino alla Campania e alla Calabria, e questo significa che oramai quell'esaltazione delle autonomie locali, che è prevista dalla nostra Carta Costituzionale, quindi dal 1946, potrebbe essere finalmente arrivata ad una svolta. Ci saranno delle novità che però scopriremo nei prossimi giorni. Oggi probabilmente si parlerà molto di Covid, di terza dose. Intanto forse alle mie spalle avete visto arrivare anche l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Si parlerà soprattutto di Covid, lo ribadiamo ancora, di terza dose e anche di una fotografia probabilmente di quello che è l'evoluzione della pandemia nella nostra regione. Proprio l'Istituto Zooprofilattico ha comunicato ieri che tutti i positivi nella regione Veneto sono con la variante Delta, per cui non si può più parlare sostanzialmente di una variante, ormai quello è il coronavirus, cioè il virus si è evoluto in una determinata direzione che in questo momento ha preso il sopravvento. Sappiamo che è una variante tra l'altro molto più aggressiva, abbiamo avuto modo di scoprire in questi mesi rispetto al primo virus che era arrivato nella nostra regione oramai nel febbraio del 2020, però insomma con una popolazione e una campagna vaccinale che oramai sta raggiungendo delle percentuali molto alte, per fortuna le conseguenze sono meno gravi. Nel frattempo è arrivato anche il Presidente Zaia, per cui io gli cedo la linea e vi lascio seguire la conferenza stampa. Buongiorno a tutti. Adesso Lanzarin. Sì, grazie. Oggi abbiamo anche degli ospiti che salutiamo. ASD Futsal Treviso. Il signor Doimo? Qua. Se vieni qua. Ciao. Buongiorno. Prego. Metto qua? Ma anche uno per parte, via. Dove vuole lei? Perfetto. Dopo parliamo anche con loro,
tanto sta qua a fianco con noi altri, perché è una bella iniziativa e quando ne ho sentito parlare ho detto bisogna farli portare alle cose. Allora, andiamo per gradi. Prima cosa fondamentale, anche oggi c'è il bollettino, poi ho 2 o 3 informazioni da darvi, poi presenterei ovviamente la squadra della futsal e quindi con Doimo e dopo le domande. Il bollettino, intanto ieri abbiamo fatto nelle ultime 24 ore 25.606 vaccini. Ma non so i vaccini nei cartelli, dopo ce li ho. E questa è la prima roba che vi dico. Invece i cartelli, come giustamente dice Alda Vanzan, eccoli qua, sono tamponi molecolari, ne abbiamo fatti 6.505.000, tamponi rapidi 6.887.000. In totale sono 13.392.000 tamponi. Nelle ultime 24 ore abbiamo un esito di 427 contagiati. Questi 427 contagiati li abbiamo intercettati, pensate, con quasi 47.000 tamponi, 46.934 tamponi. Incidenza fra l'altro che si sta abbassando, 0,91%. Questa potrebbe essere la prima notizia, l'incidenza si sta abbassando, cioè il numero dei positivi sul totale dei tamponi comincia a avere una flessione. Positivi ad oggi infatti sono, vedete anche qui il numero che si sta abbassando, 12.589, eravamo sempre sopra 13.000. Il numero dei positivi dall'inizio del contagio, dal 21 febbraio, 462.682. Quanti sono i ricoverati? Qua non è proprio che si stiano tantissimo abbassando. 320 in totale, si considerate che a dicembre avevamo 10 volte tanto, ne avevamo 3.400 di ricoverati. E se volessimo vederla fino in fondo, lo ricordiamo sempre ai cittadini, con il numero di contagiati di oggi dovremmo avere almeno in ospedale dai 1.500 ai 2.000 ricoverati, invece ne abbiamo solo 320 perché la vaccinazione è una grande discriminante. Di questi 320, 261 sono in area non critica, 56 in terapia intensiva. Vedete che la terapia intensiva si sta abbassando, di poco ma si sta abbassando. Ovviamente nella terapia intensiva questi 56, tra l'altro questo è un signore di Treviso di 79 anni che è morto, non vaccinato, questi in terapia intensiva sono l'80% dei 56 non sono vaccinati. Nell'area non critica quasi un 70% sono non vaccinati. Totale di terapie intensive non Covid sono 342. Totale dei decessi 11.728 più 7. I dimessi sono 23.094. È inutile che vi dica sempre il solito discorso, ma comunque va sempre la pena ripetita Juvent, no? Giusto Filippo? Ti sei distratto? Bene, bene. La percentuale dei non vaccinati sul 70%, 66-70% in area non critica e 80% in terapia intensiva. Questi sono il totale dei positivi da noi intercettati con i 13 milioni di tamponi. Questi sono coloro, di questi 23.000, che hanno avuto necessità di andare in ospedale. Quindi quando si parla di cure domiciliari vuol dire che 400 e quasi 40.000 dei 4,62, anzi 439.000 dei 4,62 li abbiamo curati a casa. Voglio ricordare, se qualcuno avesse dubbi, che fra l'altro il Veneto con le terapie domiciliari, grazie ai medici di base, alle USCA, al fai da te anche di tanti, al fatto che molti erano asintomatici eccetera, è comunque una realtà virtuosa, perché noi facciamo anche l'ossigenoterapia a casa. Se potessimo fare i monoclonali, figuratevi se non provvederemo anche a quelle inoculazioni. Quindi questa è la situazione. Voglio ricordarvi che
A proposito dei monoclonali, voi avete visto i dati di queste ultime settimane che il Veneto è la regione che in assoluto ne utilizza di più di monoclonali. Tra l'altro vi ricordo che la prima volta che parlai di monoclonali fu qualche giorno dopo la notizia che uscì su Bloomberg, che Bloomberg diede la notizia della venuta cura di Trump, del presidente Trump, con i monoclonali. Tant'è vero che dopo 24 ore scarse ebbi già la prima videoconferenza con l'azienda che produceva quel monoclonale. Oggi non c'è più solo quell'azienda. E i monoclonali funzionano, devono essere somministrati entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi. In Italia, se prima c'era una sorta di vincolo a favore degli over 65, cioè con più di 65 anni tu comunque il monoclonale lo potevi fare, a prescindere, e per le altre categorie ci volevano comorbidità, ad esempio un diabetico con meno di 65 anni era comunque un candidato al monoclonale. Oggi l'accesso è libero. Tanto è vero, abbiamo intenzione di far mutuare un'esperienza che ha fatto l'ULS-2 di Benazzi, gli va dato merito di questo, non so se altre uso hanno fatto, ma Benazzi me l'ha segnalato, perché il monoclonale ha un problema, l'ingaggio del paziente. Cioè nel momento in cui tu hai il raffreddore, non è che uno ti chiama e ti dice scusa, guarda che se vuoi vai in ospedale, ti fanno l'endovena e ti introducono gli anticorpi e finisce lì, fra l'altro con esiti assolutamente positivi. Allora cosa facciamo adesso? L'ULS-2 lo fa e chiederemo al dottor a tutti gli altri direttori di mutuare questa virtuosità. Nell'esito del tampone, nell'esito positivo, c'è scritto lei può sottoporsi potrebbe sottoporsi alla cura, alla terapia con farmaco, con l'anticorpo monoclonale, contatti velocemente questo numero per avere informazioni. Quindi questo è un ulteriore elemento per cercare di ingaggiare e di informare, scusatemi, i pazienti, poi i pazienti decideranno. Però insomma penso che ormai di letteratura sui monoclonali ce n'è, perché poi se ci pensate, siamo partiti anche qui, leggo nei social qualche premio Nobel della medicina che dice Zaia ci ha preso in giro con la banca del plasma. La banca del plasma esiste, pensate che gli antichi veneziani, poi pubblicheremo sta storia, inoculavano, estraevano il pus dall'infetto e facevano una sorta di vaccino, no? Nel senso che inoculavano la malattia sperando che la produzione anticorpale fosse tale per cui uno potesse già immunizzarsi. Allora, la banca del plasma sostanzialmente dice chi ha gli anticorpi glieli presta, anzi glieli dona a chi non ce li ha, e quindi è una terapia che si fa in ospedale. Dottoressa Del Silvestro, siamo stati i primi ad ideare la banca del plasma, viene ancora somministrato il plasma, ne approfitto per ricordarlo, però è altrettanto vero che poi c'è stata un'evoluzione in questi mesi. L'anticorpo monoclonale è l'evoluzione, ovvero è l'inoculazione direttamente di anticorpi di sintesi nei pazienti, quindi non è che abbiamo abbandonato il plasma. Diciamo che all'aspirina, poi oltre all'aspirina è arrivato anche qualcos'altro di più efficace per il mal di testa, no? Mettiamola così, ma nessuno ha dimenticato le terapie di base. I nostri medici possono chiedere di somministrare plasma, monoclonali o antivirali o quello che ritengono di somministrare. Ecco, ricordo sempre che i nostri medici, parlo di medici di base in particolar modo, possono utilizzare tutti i farmaci del prontuario, cioè tutti i farmaci che si trovano in commercio. Addirittura li possono utilizzare anche off-label. Cosa vuol dire? Che non è vero che se uno vuole utilizzare l'aspirina per il mal di piedi non lo può utilizzare sì, però deve dichiarare col consenso informato che sta utilizzando un farmaco autorizzato per una patologia, lo sta utilizzando per un'altra. Avete visto ad esempio il dibattito sull'invermectina, no? Che è un vermifugo. Un off-label, cioè può decidere anche di utilizzarla. Quindi è abbastanza anacronistico sentire medici che si lamentano di non poterlo utilizzare quando lo possono fare. E nessuno può imporre ai medici un protocollo di cura, questo deve essere chiaro. Il medico in scienza e coscienza fa quello che pensa sia la miglior cura per il proprio paziente, anche perché tutto si basa sul fatto che il medico conosce il paziente, no? Al di là del prontuario. Quindi questo semplicemente per mettere in fila le cose. Vi informo che la prima simbolica inoculazione
e dopo l'assessore Lanzarin vi dirà un po' di numeri, che è giusto visto che si è occupata lei che vi dia 2 o 3 numeri, della terza dose, la faremo prima in Italia con noi già, come si può dire, siamo già sul pezzo, però in maniera così ufficiale la faremo con il generale Figliuolo al lab di Villorba lunedì 20 al mattino, e quindi avremo lì dei fragili e ovviamente parallelamente anche, se non cambiano i programmi siamo organizzati così con il generale Figliuolo, il mattino hub di Villorba. Ve lo dico in anteprima, non lo sa neanche bene, il dottor Benazzi non sa nessuno, adesso gli verrà l'orticaria, però insomma, nel senso che vorremmo iniziare anche, oltre che a quello che si può fare nel corsivo dell'ospedale, vorremmo anche iniziare anche in un hub, no? E ci sarà il generale, col quale sapete che ho un ottimo rapporto, e direi che è ancora un'occasione per parlare di vaccinazioni. Le vaccinazioni restano volontarie, non so se devo tradurlo in altre lingue. Noi non abbiamo mai predicato la obbligatorietà delle vaccinazioni, al punto tale che anche il famoso documento che ha 5 punti dei governatori, c'è un punto nel quale dice difendiamo la volontarietà di accesso alle vaccinazioni. Non è che mi sto giustificando, sto solo spiegando che abbiamo l'obbligo di garantire la vaccinazione a chi la vuole avere e l'obbligo di tutelare chi non vuole vaccinarsi, ma ci fermiamo qui, poi ognuno fa quello che vuole. Però è innegabile che la vaccinazione stia funzionando, dopodiché la volontarietà ti porta a decidere se vuoi partecipare a questa campagna vaccinale oppure no. Quindi sono un po' come le azioni di Veneto Banca, ve lo ricordate, no? Se te le compri perché hai deciso te di comprarle, non perché te l'abbiamo detto noi. Io passerei la parola all'assessore Lanzarin, dopo presentiamo la SD Futsal Treviso e dopo domande. Allora, per quanto riguarda terza dose, voi sapete che c'è stato il pronunciamento di AIFA che ha quindi definito chi sono i soggetti oggi che possono accedere alla terza dose. In primis tutti i soggetti immunodepressi, specifica soprattutto i trapiantati e poi altre categorie, ma siamo in attesa di avere anche l'elenco delle categorie complete che possono fare la dose aggiuntiva, quindi parla di dose aggiuntiva dopo 28 giorni dalla seconda dose. La seconda gruppo di categorie invece è per gli over 80, facendo riferimento quindi ai soggetti più fragili e anziani, case di riposo, quindi comprese anche le RSA per anziani, in cui l'indicazione è di fare la dose booster, qua parla di dose booster, quindi una dose che va ad aggiungersi a fare una maggiore protezione se non si è raggiunta una copertura di un certo tipo, dopo 6 mesi dalla seconda dose. Noi siamo in attesa della circolare del Ministero che andrà a ridefinire queste cose in modo che ci sia anche poi l'elenco eventualmente quando parliamo di superfragili di quali sono le categorie dei superfragili a cui è indicata la dose aggiuntiva. Ci stiamo preparando nel senso che noi abbiamo già dato indicazione di riaprire i centri specialistici all'interno delle aziende, penso non so al centro trapianti, al centro per la fibrosi cistica, insomma quelli che sappiamo già essere le categorie che devono quindi andare incontro alla terza dose. Oggi pomeriggio farò un incontro con gli enti gestori delle case di riposo e le USL si stanno già organizzando per iniziare la somministrazione della terza dose dalla settimana prossima e anche apriremo contemporaneamente il portale delle prenotazioni specifico per quanto riguarda appunto i soggetti fragili. Gli ultimi numeri che ci sono stati, che abbiamo estrapolato rispetto al nostro banca dati, ci dicono che noi avremo per fine settembre circa 100.000 persone, over 80 o sanitari, perché poi a cascata ci sono anche i sanitari con la dose booster, circa 100.000 che hanno superato i 6 mesi e fine ottobre circa 120-130.000. Aspettiamo la circolare, ma intanto stiamo già preparando tutta la macchina per sia nei centri specialistici sia poi all'interno delle case di riposo con le USC, insomma i direttori generali si stanno organizzando e poi nei nostri centri vaccinali per tutti il resto delle persone che possono accedere quindi alla terza dose. Il 28 e 6 mesi, ho già detto? Sì, l'ho già detto, 28 per la prima categoria e 6 mesi per la seconda. Quindi è una bella sfida anche perché a questo si somma l'antinfluenzale.
Con l'antinfluenzale, sì, allora noi abbiamo fatto anche una richiesta specifica, non abbiamo ancora avuto risposta, se è possibile fare in contemporanea l'antinfluenzale. Sembrerebbe insomma che non ci sono pronunciamenti oggi in questa direzione, però abbiamo fatto una richiesta specifica ad AIFA e all'Istituto Superiore di Sanità, quindi aspettiamo la risposta. È chiaro che se dobbiamo farlo in 2 momenti distinti, prima iniziamo a immunizzare gli over 80, poi riusciamo insomma nel mese successivo, quindi per novembre, a immunizzare sempre questi soggetti fragili con l'antinfluenzale. Poi non so perché ho letto, stavo dell'eterologa abbiamo parlato. Ah no, mi sono dimenticata di dire che si fa l'eterologa, esattamente, nel senso la terza dose è eterologa, nel senso che se uno ha fatto AstraZeneca fa allora la terza dose solo con vaccino RNA, quindi non con le altre tipologie di vaccini. Se uno ha fatto la prima dose con il vaccino insomma, con AstraZeneca o con Johnson & Johnson, fa quindi Pfizer o Moderna terza dose. Se non riesce a fare uno che ha fatto il vaccino con Pfizer o con Moderna e non è disponibile in quel momento Pfizer o Moderna, può fare la terza dose anche dell'altro vaccino. Cioè se uno ha fatto la vaccinazione come la sottoscritta, che però è uno dei soggetti insomma oggi che sono inclusi con Pfizer, e dovesse esserci la terza dose anche per la sottoscritta, io quindi mi prenoto per fare la terza dose, potrei fare, se non c'è Pfizer, anche Moderna. Sempre nell'RNA, RNA messaggero. È importante dirlo ai cittadini perché vuol dire che adesso tutta la vaccinazione avviene in questo senso. Dopodiché io penso sinceramente che debba essere garantito, chi lo chiedesse, anche la continuità vaccinale, no? Nel senso che un vettore virale, quindi parlo di Johnson & Johnson piuttosto che di AstraZeneca, e volesse avere la conferma di quel vaccino, però questo è da chiedere al CTS e AIFA, e sarà un quesito che porremo. Però prima di passare alle domande, ringrazio l'assessore Lazzarini, vorrei presentare i campioni d'Italia, che non è un caso che la medaglia pesa al collo. È una bella iniziativa, il signore Stefano Doimo, e stiamo parlando dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Futsal Treviso, fondata nel 2016 e ha sede a Montebelluna, il presidente Stefano Doimo, ed è l'unica realtà di calcio a 5 per ipovedenti. Sono diventati campioni, esistenti in Veneto ovviamente, sono diventati campioni d'Italia, hanno vinto la Coppa Italia di categoria, e niente, noi volevamo ospitarli perché questa fra l'altro è una disciplina, leggevo, nata nel 1930, giusto? Se non ricordo male. Ci sono anche i campioni, e quindi magari li facciamo chiamare direttamente dal presidente Doimo. Comunque gli atleti sono qui, sono Cosaro, se venite qui, grazie, Dobranovic, Comito, e poi un altro atleta è Sfoggia, ovviamente scusate dico solo il cognome per far più veloce. Poi invitiamo anche il segretario Babbo Giada e Doimo Riccardo. Ma magari venite da questa parte, grazie. E Giacon Giovanni Battista, l'allenatore, c'è Kim Barbara, dirigente, Fantinato Arianna, dirigente, e poi tra gli accompagnatori Comito Valentina, Tessaro Martina e la Lasica. Prego. Prego, 2 parole, Doimo. Anzitutto grazie, buongiorno a tutti, mi scuserete se non ho la dimestichezza del presidente Zaia con lo strumento mediatico, ok, grazie. No, allora... No. Ecco, vedete che lui ha più... Ok, mi preme anche portare i saluti del resto della squadra che purtroppo non è potuto essere qui oggi con noi perché questa è una realtà piccola e quindi atleti, dirigenti, tutta gente che purtroppo, per fortuna, direi purtroppo in queste occasioni lavora e quindi non sempre riusciamo ad essere al completo. È una realtà piccola, però è una realtà orgogliosa, lo dimostra lo scudetto che abbiamo al petto. Abbiamo difeso, permettetemi di ripetere con orgoglio,
il Veneto a Bergamo, quando siamo andati a giugno a vincere questo scudetto, che nasce però da tanti sacrifici, da 5 anni di duro lavoro da parte della società, di duri allenamenti da parte dei giocatori che ci hanno sempre creduto anche nei momenti difficili, e alla fine abbiamo dimostrato, o speriamo di aver dimostrato, che il modello del lavoro, della dedizione ha pagato. Il numero di quanti siete da vivaio con tutto? Allora, no, vorremmo avere un vivaio, purtroppo questo è un mondo, quello del calcio 5 ipovedenti, particolare, che soffre nei numeri, quindi parliamo di realtà che se arrivano ai 13 atleti come la nostra hanno già delle rose abbastanza lunghe. Naturalmente per una disciplina difficile e esigente in termini di energie fisiche come il calcio a 5 sono rose molto corte, quindi questo va a maggiore, è una nota di merito ulteriore verso gli atleti. In Italia sono 6 realtà al momento, e appunto il movimento sta cercando anche di superare un po' una fase di carenza di numeri, di carenza, purtroppo bisogna dirlo, anche di risorse economiche e soprattutto di promozione, per cercare di far conoscere questa categoria, questo calcio a 5, e di far capire a chi magari vive lo sport da fuori o comunque è appassionato che è uno sport di livello, è bello da vedere, sono atleti come tutti gli altri, che hanno le stesse aspirazioni, la stessa voglia di competere, di vincere, anche perché ovviamente è un po' il sale dello sportivo, la voglia di essere agonista, però è anche un'opportunità per tutti quei ragazzi, insomma, che soffrono purtroppo di disabilità visiva, per mettersi in gioco. Ecco. C'è una consegna, c'è una bandiera ufficiale. Addio, grazie. Ci mettiamo una foto, Maria. Ci mettiamo di qua. Vedete tutti di qua? Ecco la foto. Grazie mille, fra l'altro voglio ricordare che i veneti nelle Paralimpiadi su 69 medaglie ne hanno portate a casa 26, questo è il caso di dire che per noi è un momento di orgoglio, anche perché persone diversamente abili dimostrano quanta determinazione ci sia anche nello sport, e questo insomma è una delle caratteristiche di Veneti, sempre dire. Diciamo che noi non gareggiamo per partecipare, ecco, mettiamola così. Bene, se avete domande, prego. Alda Vanzan. Filippo, ti ha ceduto la parola Alda. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Un chiarimento sui numeri che ha dato prima del bollettino. Lei diceva con questi numeri, con i numeri di oggi, dovremmo avere, e non ho capito quanti, ricoverati. Sui 1.500 e 2.000. Al vostro 3 eventi. Sì, perché dice lei che la vaccinazione funziona? Beh sì, è innegabile questo. Va bene, l'altra cosa invece sulla terza dose, giusto per dare dei chiarimenti tecnici alle persone. Gli immunodepressi saranno chiamati per fare la terza dose? L'assessore ha seguito proprio la riunione ieri. Allora, chiameremo soprattutto quelli che oggi sono già indicati, che sono, non so, i trapiantati, li abbiamo chiamati anche
della prima vaccinazione, fibrosi cistica, alcuni centri specialistici di questo tipo. Sugli altri stiamo attendendo se sono tutte le categorie che ci ricordiamo, insomma, erano già inseriti, quindi non so, faccio l'esempio, i diabetici sono inseriti, non sono inseriti, altre patologie sono inseriti, non inseriti, quindi aspettiamo chiaramente che ci sia la circolare del governo, del Ministro della Salute, e poi per quelli apriremo le prenotazioni, perché sarà una platea molto più grande, insomma, ecco. Però per i centri specialistici, quei trapianti che sono proprio specificati, su quelli verranno chiamati direttamente. Ma com'è possibile fare la terza dose dopo 28 giorni? Se magari l'hanno fatta a marzo? No, ma è chiaro che questi l'hanno già fatta, perché i trapiantati, se vi ricordate, l'hanno fatta tra le prime categorie, quindi, però se ci dovessero essere delle persone che sono state vaccinate recentemente, possono farle, se rispondono a questa categoria, anche dopo 28 giorni, così che sono le indicazioni. Non prima di 28 giorni. Sempre su questo tema di terza dose, le altre categorie, cioè gli anziani over 80, case di riposo, eccetera, devono attendere una vostra comunicazione o possono già cominciare a portare attendono la nostra comunicazione, diremo quando apriamo le agende per questi. Quelli delle case di riposo invece l'organizzazione sarà direttamente nelle case di riposo, la stiamo organizzando USL per USL. Per ora va bene così, grazie. Considerate che ieri, parlando con il professor Palù, ricordava che è probabile che sui sanitari si inizi da quelli maggiormente esposti, e quindi dalle terapie intensive piuttosto che le infettive. Fondamentalmente stiamo replicando il modello di gennaio 2021, ovviamente con altra disponibilità di vaccini. Quanti vaccini ci sono? 1 milione di dosi noi ce l'abbiamo in pancia in questo momento. E voglio anche ricordare, ormai siamo, come si può dire, al last minute, ma se qualcuno avesse deciso di vaccinarsi, non è della categoria dei fragili piuttosto che dei grandi anziani o della categoria che abbiamo detto, è meglio che lo faccia subito, perché poi viene rimbalzato alla fine di tutte queste categorie, cioè diventa come il gioco dell'oca, torni indietro. Nel senso che questi avranno la priorità, cioè se c'è un posto libero prima va dato un fragile e dopo, no? Dal momento in cui partiamo. Allora, oggi ci sono posti, però io non so dirvi se a ottobre, novembre sarà così, perché sono 160.000 di fragili, ma di anziani over 65 sono 1,6 milioni forse, una roba del genere, sì, over 65. Mentre invece per l'avvio, questa sarà simbolica, quella di lunedì, chi prenderete? Saranno ad esempio gli oncologici, i fragili in generale, ma simbolica fino a un certo punto, perché è da hub vaccinale, ma nelle corsie, nei reparti si fanno, se si possono fare già adesso, da hub, diciamo, no? Perché molti oncologici hanno una vita normalissima, magari sono guariti e tutto, e possono tranquillamente prenotarsi all'hub. Altro? Filippo? Sì, dunque mi sembra che la questione vaccinale, la questione Green Pass stia continua ad essere un po' divisiva all'interno della Lega. Ieri Giorgetti, il ministro Giorgetti, sorprendendo forse un po' alcuni, si è dichiarato sostanzialmente favorevole all'estensione del Green Pass ai luoghi di lavoro. Allora le chiederei una sua valutazione su quale a suo avviso dovrebbe essere il corretto impiego del Green Pass. E poi una domanda che vorrebbe andare un po' al nocciolo della questione, La narrazione a cui assistiamo è quella di una Lega nella quale c'è Salvini da una parte e c'è l'asse Giorgetti-Zaia dall'altra, che ha una visione diversa su tanti aspetti, a cominciare dalla pandemia, e che in prospettiva potrebbe anche porsi in alternativa alla linea di Salvini. Che cosa c'è di vero in questo? Ma che sarà una montagna di fantasie, ma registratevi bene quello che vi sto dicendo, a iniziare dal fatto che esista una chat. Ho letto che esiste una chat, ma guardate, sfido chiunque di portare la chat, mai vista una chat in vita mia. Ce n'è una dei governatori, di tutti i governatori, che fra l'altro l'unica roba che c'è scritto è quando c'è la riunione online e basta. Quindi una chat non esiste. E ripeto, se qualcuno ha scritto che esiste la chat, ce la faccia vedere, no?
Ma Frado, me l'ha detto Federica stamattina, tu lo sapevi che avevamo una chat? No, non sapevo. E faccio perché? Perché non ho scritto. E quindi ho l'impressione che il dibattito stia un po' degenerando, no? Allora, partirei dai punti fermi. Però posso dire una roba, anche questa storia dell'asse Zaia-Giorgetti. Giorgetti è testimone, io penso che ho letto da qualche parte che Zaia quando va a Roma, vede Giorgetti a Roma, sono andato 2 volte da quando è iniziata la pandemia, e una volta sono andato tornato, l'altra volta sono andato da Giorgetti e da Salvini, finite tutte le mie missioni a Roma, finite, e tutte e 2 volte perché devo andare dal capo dello Stato. Da Giorgetti peraltro ci sono andato perché c'è ACC, se vogliamo proprio dire come stanno le robe, la partita della ACC ci sta a cuore, la stiamo seguendo come regione, è un momento, anche ieri hanno avuto una riunione, insomma tutte le cose che sapete. Non ho interlocuzioni quotidiane, ma veramente zero. Di certo sento di più Salvini che Giorgetti, e se volete una dimensione penso che Giorgetti possa, se mi capita di sentirlo una volta al mese è tanto, sfido di essere smentito. Ho altro di cui occuparmi che stare a passare tempo al telefono, alle chat. Qua c'è un casino tutti i giorni, vi è chiaro questo. Quanto alla posizione della Lega, al di là che ognuno poi esprima le proprie considerazioni, Salvini, cioè non io, ha voluto convocare una riunione con i governatori, solo con i governatori. Mi ha fatto un documento di 5 punti che è chiaro: no all'obbligatorietà dei vaccini, Green Pass ma esteso solo in maniera limitata ad alcune categorie. Fatto l'esempio, fra l'altro se non ricordo mai c'è scritto stadi, quella roba lì. Si parla dei monoclonali, si parla della campagna vaccinale, punto. Tutto il resto è divagazione sul tema. Allora, siamo in campagna elettorale, capisco che il 3 si va a votare, capisco che è troppo ghiotto il dibattito che è iniziato, probabilmente anche maldestramente ci siamo entrati in questo dibattito, no? Poi è anche vero che magari qualcuno, come si può dire, ha preso in mano, prende in mano il testimone e dice qua hanno detto che bisogna correre, io corro, ma non ha capito che non sono le Olimpiadi queste, tranquilli, sereni. No, io non ho altro da aggiungere, leggo delle robe allucinanti, ma quella della chat veramente vuol dire essere a livelli di essere presi male. Comunque se qualcuno ha visto la chat, se riguarda me, la pubblichi, ma autorizzo a pubblicare la chat con tutti i miei messaggi, perché non esiste. Ripeto, ce n'è una dei governatori, ma lì ufficiale, quella delle riunioni e basta, non so. Tra l'altro questa storia della chat ha anche rotto un po' le palle, perché sono chat dappertutto ormai, quindi io non ho tempo di guardare, a volte passano giorni, se mi basta. Una precisione, un'osservazione, un dettaglio. Prego. Secondo lei il risultato delle amministrative nelle grandi città potrebbe porre un problema di verifica della linea di servizi, di confronto? No. Non è in discussione la leadership di Salvini, questo è poco ma sicuro. Allora, che poi noi siamo in prima fila, cioè è innegabile che i governatori unica volta nella storia si ritrovano a gestire il tema della sanità durante una pandemia. Mi sembra logica sta storia, no? Aggiungo anche che noi saremo, fra l'altro, invece di perderci tanto in questo dibattito, Salvini sarà qui domenica e lunedì andremo a far campagna per le comunali. Io dove posso ci vado, ad esempio sarò a Chioggia, ho visto altri Chioggia, dopo cosa ho visto? Cittadella, Montebelluna, insomma dei 5-6 appuntamenti nel fare, faccio quelli che riesco a fare, tanto è vero che lunedì mattina c'è il generale Figliuolo e pomeriggio c'è Chioggia, tanto per dire, no? Quindi questa è l'assoluta verità, mi conoscete, se ho qualcosa da dire ve lo dico, ma questa è la verità. Vedere dibattito sul fatto che Green Pass non Green Pass, dopodiché tu mi hai fatto una domanda, l'estensione, io mi fermo a quel documento, dopodiché politicamente estendono di più o di meno, sarà Salvini che dal punto di vista politico dirà ai nostri ministri fermatevi lì, state un metro più indietro,
Dall'altra parte abbiamo gli inglesi che sembra che abbiano risolto tutti i problemi. Io glielo auguro e me lo auguro, però sono gli stessi che predicavano l'immunità di gregge a febbraio 2020, abbiamo visto cosa ha fatto. Sono gli stessi che avevano risolto i problemi, si sono fatti 5 mesi di lockdown nel novembre e dicembre, nell'autunno, nell'autunno-inverno 2020-2021. Tutti se lo sono dimenticati, ma mentre noi andavamo per le strade, avevamo tutto aperto, loro si sono fatti 5 mesi di lockdown. Quindi adesso è ovvio che è una sperimentazione non da poco, è interessante dal punto di vista scientifico capire il tutto aperto. Io tifo perché funzioni e così ci liberiamo di sta rogna e chissà che si torni la pace sociale. Però queste sono decisioni degli scienziati, non nostre, anche se qualcuno non ha capito. Mi arriva un video di 7 minuti, anche ieri, 7 minuti. Cominciano a diventare anche, come se fa robe impegnative. Cioè, scusi? Al solito. Un video? 7 minuti sto giro. Solito. Minacce? Beh, per forza. In 7 minuti? Cioè, noi abbiamo la colpa grave di aver organizzato la campagna vaccinale, gli ospedali, cioè, non so cosa devo fare. Vabbè. Sempre la solita procedura. Ormai non c'è. Va bene, andiamo avanti, dai. No, mi scusi se... Ancora? Su questo video... No, basta, finisce lì. No, scusami, perdonami, finisce lì, vi ho già detto troppo, anzi mi è scappata. È scappata. È stato denunciato, immagino? Sì, penso che gli uffici procedano sempre a segnalare, cioè, lo fanno d'ufficio ormai. Grazie. Però capite, noi abbiamo bisogno anche un po' di serenità e quindi l'appello che faccio io un po' a tutti quelli che hanno parte in questa avventura, che stiano da una parte della barricata o dall'altra. È giusto che tutti possano manifestare, dire quello che vogliono, ma ci mancherebbe. Però cerchiamo di tornare un po' dentro il binario. Soprattutto chi ha responsabilità, e capite, se sul palco va una persona che non sa nulla può dire anche qualche cazzata, ma se ci va un professionista capite che il peso delle parole è tutt'altro, no? E ormai qua hanno preso anche le punteggiature nei discorsi. Vabbè, avete altro da chiederci? Se no noi chiuderemo. Grazie, buona giornata a tutti e grazie ancora alla squadra, ai nostri campioni. Grazie mille. Grazie ragazzi. Finisce così la conferenza stampa di Luca Zaia. Adesso cerchiamo di capire, stiamo sempre con un occhio rivolto alla sede di Palazzo Balbi, dove ha appunto sede la Regione del Veneto, per vedere se Zaia risponderà a qualche domanda a microfono, come si suol dire con i nostri giornalisti. Vediamo che gli operatori si stanno avvicinando al Presidente. A questo punto diamo ancora la linea a Venezia, sentiamo qualche domanda. Sì, adesso arrivo. Un attimo solo, arrivo subito. Zaia, il Veneto sarà la prima regione in cui verrà praticata la terza dose. Io penso che siamo tutti ormai un po' attrezzati per la terza dose. Di certo nelle corsie degli ospedali si procede già. Avremo il 20 all'hub di Villorba, che ha fatto questo hub innovativo, l'inoculazione ad alcuni fragili, oltre che a persone che non hanno fragilità, ovviamente della terza dose, per i fragili ovviamente. E sarà presente il generale Figliuolo, questo ci fa piacere. È anche parlato soprattutto per le persone che sono molto anziane, che insomma si facciano avanti, perché al momento non c'è più di 1 milione, se non erro, di dosi disponibili. No, sto dicendo che se qualcuno avesse deciso di vaccinarsi per la prima dose, perché poi stiamo parlando di prima dose, è fondamentale che a mio avviso lo faccia subito, perché poi quando arriveranno le priorità per la terza dose noi ripartiamo come fossimo a gennaio 2020 con gli anziani, i sanitari, i fragili, e quindi il quarantenne che arriva bello allenato, palestrato, va in coda a queste vaccinazioni, perché prima c'è la priorità di mettere in sicurezza ad esempio tutti i nostri ospiti delle case di riposo. Quelle monoclonali sta
c'è stata un'esperienza, diceva, con l'ULSS 2 che poteva essere allargata anche alle altre ULSS. Sì, io ho chiesto che venga allargata perché è stata intelligentemente introdotta una frase nel certificato di positività del tampone in cui si dice: caro signore, lei è positivo, sappia che può sottoporsi alla terapia di anticorpi monoclonali, la deve fare entro 5 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, che può essere un raffreddore o anche sintomi più importanti, e contatti subito questo numero. Questo è un bel servizio, anche perché i monoclonali in Veneto si utilizzano, metà dei monoclonali, degli anticorpi monoclonali italiani vengono utilizzati in Veneto. I risultati si vedono perché non abbiamo mortalità, fra l'altro li abbiamo somministrati a persone con salute molto compromessa che si sono positivizzati con il Covid. Vi ha spiazzato la decisione sul Prošek, sul Prosecco, o in qualche modo l'aspettavate? No, una vergogna, ma una vergogna assoluta sta roba qui. Ma è una vergogna che io mi chiedo come mai non siano andati lì a far casino, ma non casino, sto parlando burocratico, giuridico. Cioè, io penso che il ministro deve prendere, mettersi la tenda e piazzarsi in Europa, perché se rinunciamo al nome della denominazione più grande al mondo, è come se dicessimo ai francesi: da domani champagne lo possono usare. Allora, possiamo dire, da noi in Veneto c'è la famosa Champagne, no? I contadini avevano tutti la Champagne. Ecco, allora andiamo a fare la richiesta di avere il nome Champagne anche noi. Dai, ma è una vergogna. È una vergogna. Fra l'altro stiamo parlando della più grande denominazione al mondo, stiamo parlando di un prodotto che è fortemente identitario, al punto tale che l'Europa ci ha dato la tutela del nome 2009 fatta da sottoscritto dal ministro. Ed è una vergogna tale per cui, oltre a questo, l'UNESCO Parigi in Azerbaijan a luglio 2019 ci dice: il vostro sito UNESCO si chiamerà Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Quindi adesso avremo le colline del Prosecco. A questo punto invito a chiamarle, a trovarsi un sito da qualche parte, faranno la collina del Prosecco e così è finita. Ma io mi domando, allora, noi siamo disposti a finanziare una causa da fargli venire mal di testa tutti i giorni a sti qua. Però io dico che non si può accettare supinamente roba del genere. E il governo, se c'è, batte un colpo su questo. Perché è come rinunciare a un grande brand, che so, la Ferrari, piuttosto che a un brand della moda. Cioè, per noi è un brand, non c'è posto al mondo dove non sia conosciuto il Prosecco. Dobbiamo far casino con il Prosecco, dai. Da questo punto di vista la Regione prenderà una posizione ufficiale anche, magari di spinta verso il governo perché prenda... Siamo contrarissimi, il ministro deve prendere e far battaglia. Noi ci siamo a fianco al governo, siamo a fianco ai produttori. Se serve mettere in piedi una causa, noi ci siamo. Ovvio che abbiamo le armi spuntate perché non siamo l'interlocutore diretto, qui direttamente il Ministero, il Governo, e qui ci vuole anche un'attività di diplomazia di altissimo livello. Non possiamo accettare un principio del genere. Ripeto, abbiamo già la riserva del nome, cioè siamo gli unici che possono usare quel nome in Europa, 2009 riconosciuto grazie al mio decreto, abbiamo il sito UNESCO che si chiama Collina del Prosecco e sti qua vengono a dirci che adesso va bene il Prosecco, ma è una vergogna. Una precisazione per le persone a casa, quindi adesso che si parte con la terza dose si devono aspettare una chiamata, una lettera oppure si deve attendere? Dipende dalle categorie, allora sicuramente la chiamata per i fragili, i super fragili, dopodiché apriremo le agende vaccinali e che so, l'over 70, l'over 80 si prenoterà come ha fatto per la prima dose e quindi farà una nuova prenotazione per fare la terza dose. Ci sarà una sezione apposita quindi nel sito? Sì, ci sarà la sezione terza dose e la terza dose sarà fatta a prescindere dalla prima e dalla seconda, sarà fatta tutta con vaccini Pfizer o Moderna. Sui sanitari invece quando è che partono loro? Sempre a ruota, adesso cercheremo di capire in base al decreto che verrà fatto quali saranno le priorità. Sull'autonomia lei ha detto che adesso si riapre la partita, un po' visto che l'emergenza Covid chiaramente rimane, però diciamo permette anche di guardare altrove. Assolutamente sì, nel senso che dopo 20 mesi di vita da asceti per l'autonomia, adesso ripartiamo in maniera importante e io spero che si riesca a chiudere subito un accordo sul contratto, la famosa firma dell'intesa che è un contratto, in maniera tale che si possa ripartire questo percorso. Buon lavoro ragazzi. Grazie. Queste erano le dichiarazioni di Luca Zaia alla fine della conferenza stampa. Ci pare di capire che magari qualche collega sia rimasto un po' interdetto in attesa, ma abbiamo anche l'assessore Lanzarini in arrivo per le dichiarazioni sul versante sanitario. Sentiamo se riusciamo a farvele sentire. Siamo pronti, diciamo, col Presidente a partire con la terza dose. Il Veneto sarà la prima regione in questo senso. Sì, il Veneto ricordiamolo che è stata anche la regione che l'ha chiesto per prima. Noi abbiamo scritto penso già una ventina di giorni fa chiedendo, e anche prima il Presidente aveva
richiesto la terza dose proprio per mettere in protezione i più fragili, le persone insomma, che hanno difese immunitarie molto più deboli e quindi rischiavano di avere già esaurito la copertura anticorpale. È arrivato appunto il via libera di AIFA, stiamo aspettando la circolare del Ministero che dovrebbe comunque darci indicazioni più precise. Oggi si sa che la terza dose può essere fatta agli immunodepressi, citano soprattutto i trapiantati, fibrosi cistica, cioè grandi patologie, e può essere fatta dopo 28 giorni dalla vaccinazione, quindi subito, proprio per mettere in protezione appunto queste categorie molto fragili, e si parla di dose aggiuntiva. L'altra categoria invece è quella degli over 80 sanitari, tutte le case di riposo, quindi tutte le persone, noi abbiamo 30.000 ospiti all'interno delle case di riposo, si parla di dose booster, quindi che fa da protezione ulteriore, così almeno questi sono i termini che loro citano, però poi li capiremo nella circolare con maggiore dettaglio, e possono farlo dopo 6 mesi dalla vaccinazione completa. Noi ci stiamo organizzando, abbiamo detto alle USLA di riaprire i centri di riferimento regionali, quindi all'interno degli ospedali, penso per i trapiantati, per fibrosi cistica, insomma per i centri di questo tipo. Siamo in attesa di capire quali categorie fanno parte dei superfragili, cioè faccio un esempio, la persona con diabete è inserita, non è inserita, cito un esempio insomma per citare gli altri, quindi aspettiamo anche l'elenco con la circolare del Ministero, poi apriremo chiaramente le prenotazioni con una sezione riservata a questi. Le USL si stanno organizzando per invece la vaccinazione dentro le case di riposo per gli anziani, e poi apriremo anche per tutti gli altri over 80 i sanitari, insomma delle sezioni per quanto riguarda appunto nelle agende insomma delle varie singole aziende. Quindi per quanto riguarda un criterio puramente anagrafico, la terza dose, a meno di casi particolari come quelli che ha detto, è consigliata solamente a chi abbia 80 e più anni? Oggi le indicazioni che ci sono insomma da questo parere AIFA parlano così. Attendiamo però la circolare del Ministero che sarà molto più dettagliata e quindi entrerà nel dettaglio nel dire se rientrano anche altre categorie. Oggi si parla di over 80 e citano i sanitari, che sono i primi che si sono vaccinati. Quindi secondo appunto attendete questa risposta per i sanitari? Noi attendiamo questa risposta, chiaramente stiamo stiamo scaldando insomma i motori, sia per quanto riguarda il portale che sia pronto con le sezioni per le prenotazioni, le aziende si stanno invece già organizzando con le USCA, con i medici all'interno delle strutture. Io oggi pomeriggio farò un incontro con gli enti gestori delle strutture per anziani proprio per definire e organizzare con loro la vaccinazione che sarà all'interno di queste strutture. Poi ci sarà la vaccinazione a domicilio, perché over 80 abbiamo tante persone a domicilio, qui cercheremo di coinvolgere nuovamente i medici di famiglia che anche nella prima fase insomma per quanto riguarda il domicilio ci hanno dato una grossa mano. Però c'è una certa esperienza dal punto di vista vaccinale, vista l'attività di questi mesi. È pensabile, prevedibile dire quanto ci vorrà perché venga completata anche la terza dose in Veneto? Ma è difficile dirlo perché poi c'è questa scadenza minimo 6 mesi dalla vaccinazione completa, quindi bisogna capire entro quando. Noi sappiamo che abbiamo 100.000 persone circa che scattano i 6 mesi a fine settembre, altre 130.000 a fine ottobre, e poi insomma continuiamo nei mesi successivi. Ricordiamoci però che ci andiamo a incrociare con la vaccinazione antinfluenzale, quindi saranno mesi comunque molto intensi da questo punto di vista. E con la coincidenza con l'antinfluenza? A questo punto, sentite le dichiarazioni sulla terza dose, sentito tutto il materiale che dovremo poi rimettere un po' in ordine per approfondirlo e farvelo insomma riproporlo nel corso della nostra informazione questa sera. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo perché siamo in onda fino alle 13:30, abbiamo tutti i collegamenti con le nostre redazioni ancora da fare, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che succede in Veneto. Abbiamo seguito la lunga conferenza stampa di Luca Zaia, tanti temi, soprattutto quello della terza dose, i vaccini, insomma la situazione di questa epidemia che poi andremo a rivedere con i dati che ci sono arrivati dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Ma adesso cominciamo il giro dei collegamenti che abbiamo ovviamente traslato in avanti per dare spazio al governatore. Andiamo alla nostra redazione padovana con Valentina Visentin, che oggi non è a Padova perché si sta occupando di un tema che sta agitando il Veneto. È vero, Valentina?
Sì, buongiorno Ferdinando, quest'oggi siamo in trasferte, in realtà a pochi chilometri al di qua della provincia di Padova, quindi siamo in provincia di Venezia, a Camponogara, perché è qui che vive da qualche anno Walter Onichini, lo ricorderete, Walter Onichini è il macellaio di Legnaro, l'imprenditore commerciante che nel 2013, quando ancora viveva a Legnaro nel Padovano, subì un furto in casa, scoprì i ladri che stavano portando via la sua auto e dalla finestra del balcone di casa sparò 2 colpi di pistola che uno di questi centrò e ferì uno dei ladri. Poi Onichini caricò il ladro e lo abbandonò in un campo e da qui si partì con una lunghissima vicenda giudiziaria che vide imputato non solo il ladro per il furto ma anche Walter Onichini con l'accusa di tentato omicidio. Accusa di tentato omicidio che proprio ieri è stata confermata in Cassazione, perché ovviamente avevamo seguito tutta la vicenda processuale e in appello a Venezia nel luglio del 2019 venne confermata la condanna a 4 anni per tentato omicidio e questa pena è stata confermata ieri dalla Cassazione nonostante il suo avvocato, l'avvocato di Walter Onichini, avesse richiesto un alleggerimento della pena e fosse stata richiesta anche dalla pubblica accusa che il reato venisse derubricato da tentato omicidio a lesioni colpose. Ieri mattina nella nuova casa qui a Camponogara dove Walter vive con la famiglia si sono presentati i carabinieri che lo hanno portato in carcere per scontare 4 anni e 10 mesi, una pena che poi potrebbe essere alleggerita nel corso della detenzione, perché a partire dall'11° mese il suo avvocato potrebbe chiedere misure alternative, ma di fatto adesso Walter si trova in carcere. La famiglia è disperata, abbiamo provato a suonare anche alla porta ma nessuno ci parla. Qualche vicino di casa ha detto massimo sostegno a Walter, una persona che anche se abitava qui da poco tempo, insomma era molto riservato ma sempre molto educato e cordiale. La vicenda appunto sta facendo discutere l'opinione pubblica anche perché il ladro ferito dopo il processo nel quale non ha mai fatto i nomi dei suoi complici è tornato libero ed è in Albania, mentre Walter adesso dovrà scontare appunto questa pena per aver sparato. Valentina, intanto grazie per queste informazioni, sappiamo che il tema è molto complesso, molto delicato, è anche uno di quei temi che dividono di solito l'opinione pubblica. Sappiamo che c'è già della cronaca a Padova, quindi ti chiedo di pazientare. Un'altra informazione a proposito della vicenda di Walter Onichini. Questa sera ci doveva essere un sit-in di sostegno all'esterno del carcere 2 Palazzi di Padova, ma è stato al momento annullato e ci sarà una manifestazione molto probabilmente organizzata dal gruppo di venetisti a Venezia per sabato, ma ulteriori dettagli poi ve li sapremo dare nel corso dei nostri telegiornali e nei prossimi giorni. Allora Valentina, noi vediamo al volo una notizia di cronaca riguardante un incidente mortale sul lavoro, pare a questo punto sui Coliugani, poi torniamo per un'altra informazione, sì. Vi chiediamo di pazientare, vediamo il servizio sull'incidente sul lavoro. È rimasto schiacciato dalla Mieti Trebbia mentre stava svolgendo delle manutenzioni. A nulla sono valsi soccorsi tempestivi per un 71enne di Rovolon deceduto all'interno della sua azienda agricola di Camarchesane a Bastia. La vittima è Roberto Ramin. L'agricoltore stava eseguendo dei lavori di manutenzione su una Mieti Trebbia. Un elemento della macchina si è mosso e l'uomo è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti i pompieri con l'autogru che hanno sollevato parte del macchinario per estrarre il 71enne, ma le sue condizioni erano troppo gravi. I medici del SUEM giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto fare nulla. Carabinieri e Spisa l'hanno fatto partire le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Torniamo dalla nostra Valentina Visentin in diretta. Allora Valentina, se non ci sono altre notizie di cronaca noi vi lasciamo andare perché immaginiamo che non sia neppure facile riuscire a dipanare questa matassa in questo momento così particolare. Quindi buon lavoro, buona giornata, vediamo tutto il resto nei nostri telegiornali di questa sera. Se ci sono altre notizie non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Ringraziamo Valentina Visentin per questo collegamento. Andiamo avanti con la nostra informazione, vediamo le ricadute dell'ennesimo rave party che si è svolto in Veneto, con addirittura i sindaci che chiedono ai cittadini segnalate rumori sospetti.
Le grave del Piave non sono nuove a feste, accampamenti o a veri e propri rave party come quello di sabato notte a Crocetta, con i carabinieri che hanno identificato 50 giovani, evitando che decine di altri ragazzi provenienti da tutto il nord-est e addirittura dall'estero confluissero in quel punto isolato. Un evento abusivo itinerante da Giavera a Moriago. È stata la musica alta ad attirare l'attenzione dei carabinieri, spiega il sindaco Marianella Tormena, che ci ha accompagnato in prossimità della zona. Hanno sentito verso le 2 di notte che iniziava una musica fortissima e loro l'hanno sentita a 3 chilometri e passa di distanza, l'hanno seguita e hanno trovato un rave party e che poi nel giro di un'ora sono riusciti a far smettere. Il buio e la difficoltà a inoltrarsi nell'area non hanno dissuaso i militari. Sono riusciti un po' a capirsi in questo dedalo di stradine perse nell'erba. Sta di fatto che sono riusciti ad evitare, bloccando, da quello che mi dicono gli altri accessi, sono riusciti ad evitare che al nucleo iniziale se ne aggiungessero altri. Un modo, soprattutto in tempi di restrizioni anti-Covid, per sfuggire ai divieti. Come a Ponte di Piave ad agosto, anche in questo caso l'idea dei partecipanti, tutti ragazzi tra i 17 e i 26 anni, era quella che in una zona del genere nessuno li sentisse o si prendesse la briga di farli andare via. È un'area protetta che ha una forte valenza naturale, lo ripetiamo all'infinito, e che noi tutti proteggiamo. Ma soprattutto dovrebbero pensare a loro stessi. Se gli succede qualcosa, li troviamo quando? Cioè, chi va a recuperare una persona che sta male in un luogo così? È un tema che in Veneto è abbastanza caldo nell'ultimo periodo, perché se ne è visto più di uno di questi rave party, di queste feste abusive. Ma adesso lasciamo da parte le feste abusive e andiamo subito a Vicenza, dove c'è la nostra Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella, quali sono le novità dall'area Berica? Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Siamo qui all'esterno del Palazzo di Giustizia di Vicenza perché questa mattina c'è stata l'udienza di convalida dell'arresto di Pierangelo Pellizzari, il 60enne che ha ucciso, vi ricordo, venerdì scorso la compagna, la moglie Rita Menzè, 31 anni, con 4 colpi di pistola. Pierangelo Pellizzari si è anche questa volta avvalso della facoltà di non rispondere, però ha reso delle dichiarazioni, delle spontanee dichiarazioni che potrebbero essere utili per il rinvenimento dell'arma con la quale ha ucciso appunto la compagna. Nel frattempo al comando provinciale dei carabinieri si è presentata, sono arrivati i parenti di Rita Menzè con la sorella Joy, che è arrivata direttamente da Trieste, per parlare appunto è stata sentita per capire un po' il tipo di rapporti, se la sorella si era confidata in qualche modo con lei su quanto stava accadendo, anche se diciamo che le notizie più importanti riguardo quella che era stato un po' gli ultimi tempi di mesi di vita di Rita le ha date la più cara amica Lucy, con la quale si era appunto confidata, una compagna di lavoro, con la quale abbiamo raccolto varie informazioni che la Rita si era già allontanata da casa da almeno un mese abbondante, era stata in Nigeria a trovare i figli e aveva iniziato appunto con l'ufficio immigrazione del sindacato della Fly CGIL di iniziare quelle pratiche che sono alquanto complesse per riportare i 3 figli, tra cui un bambino di 3 anni, portarli qui in Italia e dargli una vita più dignitosa. Gabriella, allora, questo per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, naturalmente è un tema tragico che si innesta in un momento molto molto difficile da questo punto di vista per il Veneto. Abbiamo visto poco fa anche le immagini del funerale di Fumane, della ragazza uccisa dal vicino di casa, quindi sono davvero temi complicati che vanno a complicare ulteriormente un periodo difficile che stiamo vivendo. Ti chiedo da questo punto di vista se con coronavirus e Green Pass abbiamo notizie da Vicenza, o se andiamo alla cronaca, oppure se andiamo direttamente a questa sera i nostri TG per vedere tutto quanto. Beh, abbiamo fatto, sì, sicuramente parleremo di Green Pass all'interno del telegiornale, perché chiaramente sai col fatto che verrà esteso questo obbligo di Green Pass, se ne sta discutendo ma in maniera molto rapida, diciamo si va verso una decisione, anche per esempio la possibilità che i genitori che vanno a prendere i figli a scuola debbano essere dotati di Green Pass per entrare, quindi abbiamo sentito un po' anche questo aspetto e ovviamente per maggiori particolari per quanto riguarda la cronaca ti rimando a questa sera, le nostre edizioni
edizione del telegiornale. Allora noi ti ringraziamo per questo collegamento. L'ora è un po' tarda, un po' particolare anche per le redazioni, perché sappiamo che dopo l'una si comincia a tirare alle fila del telegiornale, quindi ti lasciamo andare ai tuoi impegni. Se succedono cose importanti a Vicenza non esitare a contattarci, le daremo in diretta. Intanto grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare, con la regia di Fabio Verin che ci segue in queste scorribande fra collegamenti, immagini, video e servizi, lanciamo la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in diretta fino all'1:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo quasi alla fine della nostra informazione. Concludiamo in modo un po' più leggero rispetto alle notizie che abbiamo sentito finora riguardanti coronavirus e riguardanti la cronaca nera nel Veneto. Andiamo a vedere un bilancio della Mostra del Cinema di Venezia. I numeri sono straordinari e le percentuali indicano un grandissimo successo. Siamo a solo meno 7% rispetto alle presenze dell'ultima mostra pre-Covid, che è quella del 2019. Quindi noi quest'anno abbiamo fatto 153.265 presenze, nel 19 erano 164.764. Rispetto all'anno scorso siamo a più 63%. Il presidente della Biennale Roberto Cicuto traccia un primo bilancio della 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia appena conclusa, bilancio che si apre già al 2022. Essere riusciti a tracciare 3 positivi su un numero così alto di presenze vuol dire che insomma siamo stati fortunati, ma c'era una rete di protezione che fermava veramente prima dell'ingresso nell'area del festival. L'anno prossimo dobbiamo fare i conti, ci auguriamo, con una mostra normale. Sicuramente ci saranno anche delle novità, al Casino ci saranno 2 sale in più, stiamo ragionando se farne un'altra in più vicino al Palabiennale. Quindi manterremo una postazione all'Arsenale anche per dare sempre questa sensazione, questa idea di una casa comune con le altre arti. Quindi il prossimo anno credo che dal punto di vista infrastrutturale saremo messi meglio, soprattutto abbatteremo il muro che non consente ai fan di vedere i propri beniamini. L'artefice numero 1 di questo grande successo è sicuramente il direttore Roberto Barbera con il suo team. La selezione è stata apprezzatissima da tutti, pubblico, critici, addetti ai lavori. Credo che l'impressione generale è che sia la migliore edizione degli ultimi 10 anni di Venezia. È andata benissimo per la partecipazione enorme di spettatori, pubblico. Posso dirvi che il Leone d'Oro è stato attribuito all'unanimità dopo pochi minuti di discussione, perché era piaciuto tantissimo a tutta la giuria. E i problemi che hanno avuto i giurati erano legati al fatto che c'erano tanti film meritevoli di premi e solo 7 premi da assegnare, quindi per forza di cose qualcuno è rimasto fuori dal palmarès. È sempre doloroso e forse anche ingiusto, ma purtroppo fa parte delle regole del gioco. Da Venezia andiamo alla Monselice Colleugani, Bassa Padovana, per un'iniziativa medievale, diciamo, molto bella. Per la 36esima edizione della Giostra della Rocca di Monselice, il mercatino medievale ha trovato spazio nel castello, simbolo della città. Tutte le contrade in mostra, su iniziativa del Comune e dell'immobiliare Marco Polo della Regione. Questo significa qualcosa di particolare, perché significa un inizio probabilmente di un percorso che ci vedrà organizzare insieme alla Regione e insieme all'immobiliare Marco Polo anche altre attività che naturalmente hanno una valenza turistica molto importante, oltre che una valenza importante per la città, perché il castello insomma è un po' il simbolo della nostra Monselice. Le 9 contrade di Monselice si sono raccontate al pubblico con i mestieri e gli usi che hanno caratterizzato la città nel Medioevo e nei secoli a seguire. Gioiellieri e scalpellini, casari, tessitori, apicoltori, fabbri e produttori di armi e corazze, vignaioli, artigiani e tintori della pelle, mugnai e fornai.
I bambini guardano e imparano. Naturalmente ringrazio anche tutte le contrade, il presidente della giostra Virio Geminiani, tutti i volontari, i capi contrada e i volontari delle contrade per il lavoro che hanno fatto, anche se con le normative Covid siamo stati un po' limitati, però ho potuto visitare anch'io il mercatino e devo dire che è stato molto bello, molto ben studiato, preparato e quindi è all'interno di un contesto che è unico, insomma, nel suo genere. Carmine, Caoddo, Marendole, Monticelli, San Bortolo, San Cosma, San Giacomo San Martino e Torre hanno portato al castello qualche centinaio di instancabili e disponibili figuranti, volontari orgogliosi di appartenere a una comunità dalla storia antica. Io sono rimasto veramente sorpreso e piacevolmente da questa manifestazione che vede tantissimi volontari dell'Associazione della Giostra della Rocca e veramente ci mostrano quelli che hanno i mestieri e quelli che hanno le abitudini anche del periodo medievale, anche nel Veneto. Quindi devo veramente fare il mio plauso a questi volontari e anche alla loro preparazione. Domenica prossima appuntamento con la Quintana, sfida di destrezza e abilità. Chiudiamo con la prima festa provinciale di Vicenza dei Fanti. Gli orizzonti di un soldato vanno oltre i campi di battaglia. La prima festa provinciale del Fante viene celebrata sotto il cielo di Albettone, onorando la memoria di un passato glorioso e volgendo lo sguardo su un futuro da conquistare ogni giorno con la solidarietà. Fanti oggi vuol dire appartenere a una comunità, avere un senso del dovere, affiancare la pubblica amministrazione, vuol dire essere in grappa, vuol dire essere, e siamo stati nel Tempio Serro di Bassano, sperando che venga riaperto, ma parliamo anche dell'Antipiano di Asiago, di Valmagna Boschi, del Pasubio e di altri luoghi sacri. La memoria sacra viene trasmessa anche con una rievocazione appassionata. Ci sono i mezzi militari dei conflitti bellici mondiali e alcuni fanti indossano le divise storiche. Abbiamo il BL18, Fiat BL18, il camion che è stato recuperato a Cinecittà, quindi ha una storia sua molto interessante perché ha partecipato alle riprese del film La Grande Guerra. Abbiamo delle Willys americane, abbiamo un Alfa Truck americano con l'antiaerea, un L-33 è una tanchetta italiana della Seconda Guerra Mondiale e 2 sidecar tedeschi, anche loro della Seconda Guerra Mondiale. Oggi i fanti sono sempre in prima linea, ma la loro è una battaglia per la beneficenza. Oggi faremo questa raccolta a favore di Angeli Iberici per la chirurgia pediatrica dell'ospedale San Bortolo di Vicenza per i bambini nati con malformazioni genetiche e poi per il mezzanino, detto volgarmente, che è l'associazione Osalam per tutte quante le persone bisognose di pasti. Noi patronesse siamo nate ancora negli anni 60 all'interno dell'Associazione Nazionale del Fante. Il nostro compito è proprio il volontariato. Abbiamo anche in corso d'opera un progetto che riguarda l'assegnazione di borse di studio in collaborazione con l'Associazione dei Fanti e il Comune di Roana, previste per l'anno prossimo. Suona l'inno nazionale italiano, tutti sull'attenti, mentre un grande tricolore viene tenuto dai bambini, la nuova generazione, il futuro. Una corona d'alloro viene deposta per onorare i caduti delle 2 guerre mondiali, per ricordare il loro tributo di sangue. Un monumento dei Fanti di Albettone e dell'amministrazione comunale, inaugurato il 2 giugno, resta a imperitura memoria delle vittime dei lager e delle foibe. Oggi si ricomincia da qui, perché solo dalla consapevolezza di quel che è stato si può costruire un futuro migliore. Prima di salutarci, diamo un'occhiata assieme ai dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.
Allora, ve li diciamo noi al volo, abbiamo appena ricevuto in formato non grafico i dati, quindi ve li leggiamo. Sono 427 i positivi nell'ultima giornata per un totale di 12.589 persone attualmente positive in Veneto, sono 462.682 le persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, ma molto più importante è l'assetto della sanità in questo momento, perché abbiamo 261 ricoverati in area non critica, sono 6 in meno di ieri, abbiamo 59 invece ricoverati in terapia intensiva e sono 3 in più dell'ultima rilevazione. Questo è un dato che non preoccupa, però insomma cresce molto lentamente in modo stabile. Preoccupa invece il fatto che ci siano 5 decessi, 5 morti non c'erano da parecchio tempo in questa tabella che vi abbiamo letto. Allora, questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG. Noi vi diamo appuntamento al TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che abbiamo visto, per approfondimento e tutte le notizie che arriveranno oggi nella zona della Pedemontana e Berica. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.